Palermo come Beirut, titolarono i giornali riportando la notizia della strage Chinnici, il giudice ucciso assieme al maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, all'appuntato Salvatore Bartolotta e al portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Lisacchi. Chinnici era considerato il padre del pool antimafia. Quella di Rocco Chinnici fu anche una battaglia culturale per sensibilizzare i giovani e allontanarli dalle droghe. Il rifiuto della droga costituisce l'arma più potente dei giovani contro la mafia. Ne era convinto Chinnici, che aveva compreso lo strapotere di una mafia che andava combattuta e venne combattuta fino al sacrificio. A 40 anni dalla strage, Castrofilippo, il paese di Salvatore Bartolotta, ha ricordato l'appuntato con una cerimonia alla presenza del comandante provinciale dell'Arma, colonnello Vittorio Stingo, della compagnia di Canicattì, maggiore Luigi Pacifico, del sindaco Salvatore Baio e del presidente del Consiglio Comunale Francesco Lobrutto. Un mazzo di fiori è stato deposto sulla tomba di Salvatore Bartolotta nel cimitero di Castrofilippo. A seguire, nella matrice, è stata celebrata una messa dal cappellano militare Don Salvatore Falzone. La cerimonia si è conclusa alla Scala della Memoria, inaugurata nel 2019 alla presenza di Don Luigi Ciotti. Che dire? Rimango sempre affascinato ogni qualvolta vedo l'Arma dei Carabinieri. Dal 1814 fino adesso sono 209 anni che ci difendono tutto il territorio nazionale e internazionale. Siete sempre voi là contro il male organizzato. Voi difendete il bene. Noi siamo il bene comune perché noi siamo voi, voi siete noi, siamo un tutt'uno. Rimaniamo affascinati ogni volta che li vediamo, perché ogni gesto che condetti noi siamo lì. E quando vediamo i giovani, la prima cosa che diciamo, invitiamo loro a esortare la fortezza, la prudenza, la giustizia e la temperanza, che sono le 4 virtù cardinali che insieme alle 3 virtù teologali della dottrina cristiana devono dare l'esempio positivo sin dai banchi di scuola. La scuola elementare, la scuola media, perché nei 6 può essere troppo tardi. E noi, come rappresentanti dello Stato, siamo lì a istruirli, a educarli. Ogni volta che sbagliano gli diciamo: sei caduto, rialzati 2 volte. Ogni volta che cade una volta, rialzati 2 volte, sempre perseguendo il bene contro il male. E noi difenderemo sempre il bene, che voi siete proprio il bene che ci rappresentate. Colonnello, 40 anni dalla strage Chinnici, Castrofilippo non dimentica Salvatore Bartolotta. Salvatore Bartolotta, oltre a essere un eroe, una medaglia d'oro al valor civile, è un esempio, è uno dei tanti agrigentini appartenenti alle forze dell'ordine che ha donato la sua vita, così come tanti magistrati, per il bene comune, per la libertà, per la democrazia. La mafia che continua ad esistere e continua a deturpare la bellezza della nostra terra non è più quella di una volta. Oramai è ridotta ad un mucchio di poveri delinquenti e tutto questo lo dobbiamo all'esempio di giudici, di magistrati, ma soprattutto di uomini semplici come proprio Salvatore Bartolotta, un carabiniere, un castrofilippese che non sapeva di morire quel giorno, ma che ha accettato il rischio con la forza del coraggio.